Montebelluna incorona Laura Puppato. L'ex sindaco raggiunge il 43% delle preferenze tra i suoi cittadini e strappa il primato nel Montebellunese agli altri 5 candidati. Per lei il primo posto anche a Cornuda, Loria e Pederobba. Laura Puppato si piazza davanti alle grandi corazzate, come le definisce lei, ovvero Pierluigi Bersani e Matteo Renzi. Coloro che già erano conosciuti a livello nazionale ed avevano dalla loro il favore dei grandi network. Un grande vantaggio quello dei due big del Partito Democratico rispetto ai 20 giorni di campagna elettorale che si è potuta permettere la Puppato. E il candidato trevigiano spiega che non si schiererà dalla parte di uno dei due balottanti alle primarie del 2 dicembre. Non è detto che sostenga qualcuno, dico che per me è importante che questo programma politico, che non c'è negli altri programmi politici, perché non è una cosa banale quella che è avvenuta, no? È davvero un'altra idea di sviluppo economico nel Paese, un'altra idea di società, un'altra idea di legalità e sicuramente rispetto ai competitor del centro-sinistra che pure hanno presentato un ottimo programma, io credo che ci siano degli inserimenti importanti che vanno eventualmente ricompresi nei loro programmi, per cui se questo avverrà il mio voto ce l'avranno, altrimenti no. Molti coloro che sono corsi alle urne per poter votare il loro ex sindaco. A me piace la Laura Puppato perché è la nostra e poi mi piace Renzi. Per conoscenza personale la Laura Puppato. Gli altri conosco poco. E già nella mattinata di ieri nel seggio della Barchessa di Villa Manin la partecipazione dei votanti del centro-sinistra era elevata. 1336 votanti finali solo a Montebelluna, un grande successo quindi per i sostenitori del PD.